corso di formazione a Pordenone per i giornalisti dedicato alla pari dignità e da che parte stanno i giornalisti? Con noi Valeria Palumbo, giornalista e storica delle donne. A lei chiediamo su quale argomento interverrà oggi, partendo soprattutto dalla storia delle radici di questo problema. In maniera anche un po' provocatoria sono partita proprio dalla storia dell'arte classica, quella che studiamo a scuola, per dimostrare che certi stereotipi sono profondamente radicati in noi, tanto da non renderci veramente più conto dell'immaginario che ci portiamo dentro. E quindi, andando a ricostruire la storia di alcuni dei dipinti più famosi e dei maestri più famosi, da Rubens a Tiziano, da Cranach al Veronese, cerco di dimostrare che la storia dell'arte ci viene insegnata in maniera totalmente acritica, ma nel consegnarci queste immagini di violenza sulle donne o di violenza delle donne, perché poi ci sono tutti gli stereotipi legati alla paura delle donne, li facciamo nostri senza riflettere. Un po' più di critica c'è stata sulla letteratura, anche se in realtà sulla letteratura dei classici non c'è tutto questo esame. È difficile che noi ci rendiamo conto quanto profondamente i pregiudizi sulle donne ci vengano trasmessi dagli autori classici. Comunque sull'arte ce n'è ancora di meno, e quindi sarà una carrellata anche per vedere come queste immagini ancora oggi ritornino nei giornali, nella pubblicità, e vengano completamente accettate non solo dagli uomini ma anche dalle donne.